Allora, entriamo adesso nel territorio della Marca Trevigiana, lo facciamo con il segretario dello SPI. Uno dei problemi è la lista d'attesa e a questo proposito voi a livello unitario avete organizzato anche un video che riassume la questione, vediamolo anche insieme, poi entriamo nello specifico per capire le iniziative che avete organizzato. Vediamo il video. Eccoci qua, allora io mi divertivo un po' a rispondere alle domande. Se non si viene chiamati, questo percorso di tutela e quindi chiamare il sindacato, che cosa garantisce? Cioè voi che cosa riuscite a fare? Allora, noi riusciamo a fare quello che la legge già permette, e cioè far ricadere sulla regione il costo di una diagnosi, di una cura, di un esame attraverso la presentazione della prescrizione del medico e della risposta del centro unitario di prenotazione, e andando qui sì, ahimè e ai noi, presso centri medici privati, espletiamo i nostri bisogni e il maggior costo viene poi passato alla regione. Noi paghiamo il ticket, perché questo è quello che dobbiamo fare, a chi spetta, e il costo va alla regione. Questo lo dobbiamo fare però attraverso una raccomandata che richiama tutto questo e le leggi, perciò richiamiamo norme, non facciamo pubblicità. Quindi, ma il cittadino, ecco, esatto, è sicuro. Il cittadino, per quanto ci riguarda, il cittadino si telefona, e questa secondo me è un intervento proprio meritorio da parte dei sindacati dei pensionati a livello unitario, perché finalmente mi ricordo che qualche tempo fa si diceva: ma perché io non posso andare nella sanità privata se il pubblico non mi dà, non risolve i miei problemi? Bene, io ci posso andare non solo pagando e basta, ma facendo ricadere i maggiori costi sulla regione. È ovvio che questa è una presa di posizione abbastanza dura, diciamola così, ma dobbiamo far capire, primo, che noi cittadini abbiamo dei diritti, che ci sono delle norme che ci tutelano, e terzo, ritornando al ragionamento che prima faceva anche Paolo, che bisogna smetterla a livello regionale, ma anche a livello nazionale, con queste manovre finanziarie che tolgono di anno in anno quelle risorse che invece dovrebbero essere aumentate. Io voglio ripeterlo, bisogna ripeterle queste cose qua. La pandemia non ci ha insegnato nulla. Sembrava che ci avesse insegnato che il sistema sanitario nazionale, che dà diritti universali al di là del censo, diciamo così, ecco, questo servizio sanitario osannato nel 2020, adesso, trascorso il periodo pandemico, rischia di andare nel dimenticatoio. La prova provata è che nella ultima legge finanziaria abbiamo tolto ulteriormente risorse che invece dovevano essere aumentate. Bisogna ripeterle queste cose qua, perché ci dimentichiamo dall'oggi al domani che cosa è successo. E
Perciò se se i cittadini, lavoratori e pensionati hanno queste necessità, che telefonino o che ci vengano a trovare, perché noi diamo queste risposte. Ecco, stiamo facendo una pubblicità. C'è un messaggio, parliamo della grande sanità del Veneto, mentre per una gastroscopia ho aspettato 187 giorni. Io potrei dire a questa persona che è in buona compagnia, perché il sottoscritto sta aspettando da 14 mesi una colonscopia. Mamma mia, 14 mesi. 14 mesi, ecco. Ecco, esatto. In questo caso qua lei si rivolge siccome io ho anche una responsabilità, ecco, sto spingendo perché queste cose vengano fatte nel circuito normale, perché io potrei telefonare a chi di dovere, e magari dopo un giorno ho la mia coloscopia. Non va bene così, perciò è vero che ci sono ancora 40.000 come posso dire, esami, 40.000 cure da espletare. Siamo consapevoli che abbiamo carenza di medici, carenza di infermieri, magari dopo ne parleremo rispetto alla situazione di Treviso, ma siamo anche altrettanto consapevoli che se queste cose qua non arrivano dove devono arrivare, e dove devono arrivare sono prima le direzioni delle ULSS, secondo dalla Regione, poi in terzo anche al governo centrale. Ma ritorniamo sempre qui. Come facciamo noi a far star calmi i pensionati e i lavoratori se siamo ancora in questa situazione? Facendo ricadere i costi sulla regione, punto. Esatto, però quindi il cittadino, un altro messaggio. Sì. Sapete cosa fanno le persone che non riescono a pagarsi le visite? Vanno da dottor Google, quando poi sono gli stessi medici che dicono di non andare su internet, ma da qualche parte devo andare per curarmi. No. Chiedo scusa, non facciamo questi errori. I medici di base, pur con tante difficoltà, sono a disposizione. Ognuno parla per il suo, ognuno parla per la sua esperienza, eccetera, ma è ben vero che dopo il 2020 e nel 2021 sono stati caricati i medici di base di tante scartoffie, così diciamola semplicemente, ma quando c'è un bisogno, quello che noi riceviamo come ritorno, i medici di base ancora rispondono. Non possono rispondere in quelle zone dove i medici o sono andati in pensione o hanno cambiato lavoro. Esatto. Questo è l'altro corno del problema. E qui le soluzioni che sono state trovate, per esempio a livello veneto, sono quelle di aver aumentato i pazienti per medico. Si è trovata anche una soluzione proprio tampone. Nell'ULSS 2 questo è in vigore, e cioè che agli specializzandi diamo un carnet di pazienti, chiamiamolo così, di 600 o 1000 pazienti. Sì, però quel paziente che si trova anziano magari... Con un tutore. Ah, un tutore cioè con un medico. Con un medico vicino. Certo. Quindi, no, perché infatti sennò... Però non risolviamo questo problema qua, e continuiamo a non capire che se la programmazione di 15 anni è stata sbagliata, la pianificazione dei subentri nei medici, negli infermieri e anche negli OSS, negli operatori sociosanitari, è stata sbagliata perché dovevamo risparmiare, maledetti i bilanci dello Stato. Ecco, oggi non possiamo più fare quell'errore lì, dobbiamo insistere tutti insieme, sia dai territori poi a livello nazionale. Qui non faccio distinzioni di chi governa e chi è all'opposizione, che il Servizio Sanitario Nazionale italiano, se non viene investito da risorse nuove e aumentare quelle che abbiamo già, il rischio è quello che prima anche Paolo diceva, la privatizzazione della sanità. E qui c'è un grosso rischio per i pensionati, perché se i lavoratori dipendenti possono attutire il colpo con degli accordi aziendali o con dei contratti collettivi nazionali che danno una risposta con queste contrattazioni che danno una specie di assicurazione, ecco, i fondi sanitari, chiamiamoli così, integrativi, i pensionati non hanno nulla di questo, e perciò si trovano nella necessità di o rinunciare alle cure oppure come posso dire, chiedere aiuto
ai figli, ai nipoti, e qui stiamo andando al contrario di quello che è successo finora. È gravissimo che in una società come la nostra, come quella italiana, gli anziani siano messi nella situazione di scegliere: non mi curo perché non ho le risorse, non riesco a fare quello che il mio medico curante mi dice perché ci sono liste d'attesa lunghe e perché non ho le risorse per farlo. Assolutamente. Ecco, voi avete a questo proposito anche fatto delle raccolte firme, no raccolte firme, raccolte di questionari, giusto? Per avere un po' in mano la situazione con cui parlare, quindi parlare con dati di fatto oggettivi. Sì, abbiamo iniziato proprio a fine della settimana scorsa, e lo stiamo facendo anche in questi giorni, anche il venerdì santo, con dei gazebo unitariamente. Facciamo compilare a chi vuole, naturalmente, ai nostri pensionati o ai cittadini in generale, il loro percorso, il loro iter, che a volte è un calvario rispetto alle liste di attesa, e poi, come dicevo prima, le invieremo alla Lanzarin. Questo lo facciamo molto volentieri, perché dobbiamo dare una risposta e un sostegno solidaristico a chi adesso è messo fuori dalle cure del servizio sanitario. È ovvio che è una presa di posizione che potrebbe far sorridere qualcuno, ma quando avremo fatto un'analisi dei dati e perciò statisticamente avremo capito quante persone rimangono fuori dai servizi del sistema sanitario, qualcuno risponderà. E siccome io la dico così molto, molto, come posso dire, chiaramente, siccome stiamo andando verso una discussione sulla legge Calderoli per l'autonomia differenziata, si leggano i nostri politici i resoconti non del sindacato confederale di CGIL e CISL-UIL, ma di istituti neutri, no? Che ci stanno dicendo attenzione, perché l'autonomia differenziata rispetto ai 20 sistemi regionali sanitari che abbiamo non dà un aiuto, anzi si rischia esattamente il contrario, una maggiore differenziazione tra regioni del nord, regioni del centro, regioni del sud, con buona pace di chi invece dice che responsabilizzando di più qualcuno questi territori dovrebbero risalire la china. Ma se questi territori, compreso il nord, perché noi a Treviso abbiamo una mancanza di medici ormai da tanto tempo, se questi territori non sono messi in grado di governare bene il servizio sanitario, parlo anche delle direzioni delle ULS, bene, non è che possiamo scaricare sul fatto che uno non è competente, dobbiamo dire sul bilancio nazionale quanto vale il servizio sanitario. Non può valere il 6,1%, dobbiamo andare a percentuali come l'Europa, perciò sopra il 7%, altrimenti non risaliremo mai la china. Infatti, ecco un altro messaggio che è arrivato: abbiamo capito che il futuro va verso l'assistenza agli anziani, ma mi sembra che di fatto non sia così per la sanità. Ci dovrebbe essere un ministero per gli anziani che faccia da collegamento tra tutti gli altri come sanità, lavoro, turismo, eccetera. Mi ricordo, qui adesso posso farlo, una battuta, mi ricordo che l'attuale Presidente del Consiglio con il governo Berlusconi, perciò stiamo parlando di tanti lustri fa, aveva la politica dei giovani. Ecco, probabilmente questo suggerimento potrebbe essere preso in considerazione, ma attenzione, se noi cominciamo a fare differenziazioni fra giovani, fra persone attive e anziani, rischiamo la ghettizzazione. Ci deve essere un ministero unico, una sanità, dal mio personale punto di vista, una sanità centralizzata a livello nazionale, e dopodiché i dirigenti devono essere retribuiti sicuramente meglio di adesso, ma poi devono anche pagare le incongruenze o gli errori che fanno. Altrimenti stiamo solo qui a discutere, stiamo magari anche a fare delle discussioni che lasciano il tempo che trovano, perché non danno le risposte a quello che prima diceva Paolo e a quello che ho detto io. Perfetto, io interrompo un attimo, vediamo una pubblicità, poi torniamo su questo punto, sentiamo anche a questo proposito cosa ha da dire il segretario Righetti tra poco.